60 anni di storia per l'Unione Cattolica Stampa Italiana, un punto per ripartire in un mondo in continua evoluzione. Ad evidenziarlo la presidente nazionale Vania De Luca, che nel recente incontro con Papa Francesco in occasione dell'anniversario ha richiamato i pilastri dai quali i fondatori, nel fervido clima che avrebbe dato vita al Concilio Vaticano II, posarono le fondamenta dell'associazione: verità, giustizia e fraternità. Parlare oggi di fraternità, di giornalismo di pace, di testimonianza anche di credenti, voglio dire, rispetto a un mondo che sembra impazzito per tutto quello che ci capita ogni giorno di raccontare, significa trovare quei germi di buone notizie che dovunque si possono trovare, a patto però di saperle vedere e saperle raccontare. L'impegno che accomuna le testate giornalistiche cattoliche è quello di essere portatori di pace, costruttori di ponti in dialogo e in cammino con la comunità che li circonda alla ricerca della verità. Quello che può fare un giornalista è interpretare, è un po' come lo storico, e in questo lavoro di interpretazione, di elaborazione si cerca di avvicinarsi il più possibile alla verità. Questo è il lavoro ed è uno sforzo dinamico che deve fare quotidianamente il giornalista, sempre proteso alla ricerca della verità ed andarci il più vicino possibile. All'incontro con Papa Francesco era rappresentata anche la Liguria, dove l'UCSI si è recentemente ricostituita e dove, con rinnovato slancio, si sta percorrendo la strada della formazione. Che è iniziato a ripartire con un po' di fatica, però speriamo di poter andare avanti. Sicuramente abbiamo lavorato sugli eventi anche di formazione, perché poi è uno degli obiettivi dell'associazione, quindi creare dei momenti di incontro che siano di formazione per i giornalisti cattolici. Dal Papa l'invito ad andare avanti, imparando a distinguere le scelte umane da quelle disumane, a lavorare per la coesione sociale, a dire la verità ad ogni costo senza dipendenza dal potere, a rovesciare l'ordine delle notizie per dare voce a chi non ce l'ha. Siamo proprio sicuri che il nostro pubblico vuole, per esempio, dei notiziari che quotidianamente iniziano o con la più brutta delle cronache nere oppure con la politica sempre e comunque? Non è detto che sia così.